come nasce questo museo e chi lo realizza? Il museo nasce dalla voglia di Maria Fioroni di raccontare ai suoi concittadini la storia straordinaria e secolare di Legnago. Nasce negli anni '20 come una raccolta privata, quindi è la raccolta di una famiglia che ha avuto un grande passato risorgimentale. Il padre Enrico Fioroni ha combattuto con Giuseppe Garibaldi a Bezzecca, un prozio è stato tra i finanziatori più importanti in termini economici di Giuseppe Garibaldi, quindi Maria Fioroni respira in casa lo spirito del Risorgimento e inizia già, la famiglia Fioroni inizia grosso modo alla fine dell'Ottocento, i primi anni del Novecento, a raccogliere cimeli e materiali che vogliono raccontare la storia di Legnago. Negli anni '20 questa idea si trasforma, questa collezione familiare diventa l'idea di dare a Legnago un museo e quindi di allestire lentamente le sale, le stanze di questo palazzo in un museo per i cittadini di Legnago. Il museo quindi nasce da una casa privata, la casa di questa famiglia. Qui ci sono varie sale, ce le può un po' illustrare velocemente, così facciamo una specie di viaggio virtuale all'interno di questo museo. L'elemento caratteristico di questo museo è la sua ambientazione. Maria Fioroni vuole fare in modo che il visitatore entri a contatto nel Risorgimento avendo la possibilità di assaporare le sensazioni e percepire le sensazioni che i patrioti o chi fece il Risorgimento aveva. Quindi il museo viene collocato all'interno di quella che è la casa, la vecchia casa di famiglia dove i Fioroni hanno abitato a partire dagli inizi del Novecento. Il museo è organizzato secondo una sequenza cronologica, parte dall'epoca napoleonica e via via si snoda lungo quelle che sono state le tappe cronologiche del Risorgimento italiano. Quindi abbiamo un corridoio del Risorgimento e una sala del 1848 dedicata appunto agli eventi cruciali di questo annus tragico e poi via via si toccano con le altre sale le altre fasi successive, la sala del 1859 per arrivare poi alla sala garibaldina e alla sala delle armi che contiene una collezione, una parte della enorme collezione, siamo intorno agli 800 pezzi di armi legate appunto agli eserciti che hanno combattuto durante il Risorgimento italiano. Una donna lungimirante, questa donna Fioroni, perché è merito suo questo museo e la raccolta di pezzi che probabilmente sarebbero andati persi. Sì, guardi, la sua vita è veramente scandita da una passione straordinaria e da una capacità altrettanto straordinaria di avere sotto controllo tutto quello che a Legnago veniva raccolto, veniva trovato in termini di archeologia o di materiali, ad esempio risorgimentali, che erano nelle case di privati cittadini. Lei passa la sua vita a tessere relazioni e di conseguenza a far capire, a far passare un messaggio, che è quello della necessità che, che le raccolte private possano essere valorizzate grazie alla fruizione pubblica. E questo messaggio dà i suoi frutti perché, ad esempio, nel nostro caso, buona parte dei materiali che sono qui esposti nel Museo del Risorgimento sono legati a lasciti di cittadini legnaghesi che avevano avuto appunto i loro parenti impegnati a vario titolo e in vario modo nelle campagne risorgimentali, che quando con gli anni '20 cominciano a vedere realizzarsi questa idea di Maria Fioroni di dare alla città un museo, sono ben contenti di regalarle i loro cimeli preziosissimi, convinti, e questo lo si capisce ad esempio dalle lettere, convinti di fare un regalo alla città e di fare in modo che questi materiali vengano preservati. E credo appunto che il museo oggi sia la testimonianza di quanto Maria Fioroni vedesse lontano. C'è un forte legame tra Giuseppe Garibaldi e Legnago, un legame innanzitutto con i legnaghesi. Furono molti i legnaghesi che parteciparono alle campagne del Risorgimento e alcuni si imbarcarono appunto per la spedizione dei Mille. L'altro legame fortissimo è legato appunto a questa figura di patriota Marino Bevilacqua, parente della famiglia Fioroni, che fu tra i principali finanziatori del generale. Il generale arrivò a Legnago tra l'altro il 10 marzo del 1867 nel pieno della campagna elettorale e dormì all'albergo Paglia. Maria Fioroni negli anni 50
portò nel suo museo la camera che all'interno dell'albergo era diventata una sorta di sacrario e la riallestì facendola diventare appunto la Camera Garibaldi, dove poi vennero collocati nel corso del tempo tutta una serie di altri cimeli appunto legati all'eroe dei due mondi. Cimeli, tra l'altro i più importanti di proprietà della famiglia Fieroni, che erano arrivati ai Fieroni grazie appunto all'intermediazione di questo parente Marino Bevilacqua. Come dicevamo, all'interno di questa sala ci sono parecchi cimeli appartenuti a Giuseppe Garibaldi, tra l'altro tutti autentici. La cosa che fa più specie, che è più particolare, è il fatto che qui sia presente proprio una parte, un piccolo pezzo dei capelli e della barba di Giuseppe Garibaldi. Garibaldi fu eroe in vita e di conseguenza, come dire, la sua figura venne mitizzata e si creò una sorta di culto, e credo che i capelli, le ciocche di capelli e le ciocche della barba siano l'esemplificazione primaria di questo culto. Ne abbiamo due tra l'altro, cioè abbiamo due ciocche di capelli che arrivano da due donazioni diverse, che erano state appunto tagliate dalla barba del generale ed erano conservate da Patriotti e suoi ammiratori in casa come reliquie. E grazie appunto ai contatti che Maria Fieroni riesce ad avere nel corso della sua vita, della sua lunga vita con gli eredi di questi patriotti, questi materiali che rappresentano ovviamente lo spirito di un'epoca arrivano qui a Legnago e sono esposti nel nostro museo. Come si può venire qui? Quali sono gli orari del museo? Chi può venire a visitare? Probabilmente è aperto a tutti, alle scolaresche e non solo. Ecco, diamo qualche informazione riguardo a questo museo. Guardi, il museo è aperto ogni domenica dalle 3 alle 7 e ovviamente è ad entrata libera. Le scolaresche che invece volessero venirlo a visitare possono venire tutti i giorni, dalla mattina al pomeriggio, basta telefonare su prenotazione, abbiamo un servizio di visite guidate che appunto permette di visitare la parte risorgimentale e anche le altre sale dedicate appunto alla storia di Legnago a partire dal Medioevo.